Sono il sindaco di Mira, Grazie. il comune dove c'è la persona che è stata contagiata. Ecco, sindaco, ci sono disposizioni per Mira come quelle Sì. di Bolganeo? No, allora abbiamo una prima fase che sarà questa che ho portato qui con me, dove si chiederà insomma a chi ha dei sintomi lievi di restare a casa e di contattare il proprio medico curante. E poi avremo l'intenzione di distribuire del gel insomma, contro i microbi nei principali luoghi di aggregazione. Ecco, una raccomandazione quindi magari in questa fase di evitare i luoghi più affollati, ma non ci sarà una quarantena. Quindi da voi non chiude niente, scuole? Le scuole sono già chiuse e resteranno chiuse per alcuni giorni, ma era già previsto dal calendario scolastico e quindi questo aiuta. La situazione è in evoluzione, restiamo in contatto con l'unità di crisi e bisogna continuamente restare aggiornati, ma niente allarmismi. Invito anzi i cittadini a rispettare il decalogo che conosciamo ormai quasi a memoria, quindi lavarsi bene le mani, evitare contatti ravvicinati, ma per i miei cittadini, se ci sono delle situazioni influenzali anche lievi, restare a casa e contattare il proprio medico di base. Avete ricostruito l'origine di questo virus, insomma gli spostamenti di questo contagiato? Avete idea? No, allora, ci sono chiaramente degli accertamenti in corso che riguardano i familiari e i rapporti più stretti, questi sono di competenza ovviamente delle autorità sanitarie che li stanno già facendo, coordinati anche con le altre forze dell'ordine. Il contagiato è uomo o donna? Questo non ve lo posso comunicare. Uomo o donna età però sì. Cioè, Questo non è ve un lo posso anziano almeno? Questo non ve lo posso comunicare. Neanche se è anziano. Ma si sa se era stato in Cina, ha avuto contatto? No, chiaramente adesso questo al momento non è